tempistiche? Siamo particolarmente soddisfatti perché siamo la seconda regione d'Italia dopo la Lombardia ad avere finalmente il numero unico dell'emergenza, il 112. Pensate che era una direttiva europea del 1991 e non si sono ancora adeguate le altre regioni, noi lo abbiamo fatto, rendendo più efficiente il servizio, più sicuro e direi anche di un miglioramento vistoso delle risposte che vengono date. C'è un protocollo unico che riguarda tutte le risposte, sia per l'emergenza del 118 sia per quanto riguarda le altre emergenze. E le persone che se ne occupano sono persone altamente di alte competenze professionali e credo che abbiamo dimostrato anche in questi giorni che funziona di più e meglio perché l'ambito regionale ci permette davvero di rendere più efficiente il servizio. Questo significa avere il controllo del territorio, essere più sicuri non solo nelle risposte ma anche nell'attivare immediatamente il servizio. Come abbiamo spiegato anche per il 118, la separazione tra chi risponde e continua a parlare con la persona dall'altra parte per capire qual è il problema e chi poi già interviene per mandare i mezzi di soccorso ha permesso di ridurre anche i tempi di risposta e questo francamente per i nostri cittadini è un fatto estremamente positivo. Ci ha permesso poi tra l'altro di intervenire sulle infrastrutture informatiche in modo forte e puntuale e credo che i risultati insomma siano sotto gli occhi di tutti, nonostante le difficoltà e la fatica, nonostante alcune pause di riflessione del sistema, abbiamo dimostrato di riuscire a rispondere prontamente. I cittadini potranno continuare a fare il 118 come potranno inizialmente fare adesso il 112 o fare il 115, continueranno a fare gli stessi numeri dell'emergenza finché il 112 non sarà operativo su tutto il territorio nazionale e siccome finora l'abbiamo fatto solo in 2 regioni credo che lo faremo ancora per tanto tempo. Assessore Gallera al welfare Regione Lombardia, la Regione Lombardia è stata la prima a attivare il 112, il Friuli Venezia Giulia arriva secondo grazie a una collaborazione istituzionale importante tra le 2 regioni. Beh, è una bella dimostrazione che quando le istituzioni regionali si mettono insieme danno dei risultati straordinari per i propri concittadini. 112 è un numero unico che consente su tutte le emergenze di avere un unico punto di riferimento che poi smisterà le telefonate riducendo l'inappropriatezza. In Lombardia abbiamo il 53% di telefonate che sono inappropriate, quindi le filtriamo, arrivano meno telefonate e c'è più efficienza da parte dei corpi che devono intervenire. Per quanto riguarda la protezione civile e l'emergenza-urgenza che sono competenze regionali, questo servizio migliora molto la loro capacità di reazione e la loro attività sul territorio. In Lombardia abbiamo fatto anche una riforma del 118 riducendo le centrali operative da 12 a 4 e quindi riuscendo anche così a gestire in maniera più efficiente e più appropriata tutte le chiamate di emergenza dislocandole rispetto a quello che è il DEA, cioè l'ospedale, il pronto soccorso più idoneo a tutto questo.